Parte ufficialmente domenica prossima con il campionato di terza categoria l'attesa stagione 2022-2023, organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento. Per presentare questa manifestazione si è organizzato un incontro propedeutico che ha visto la partecipazione di dirigenti, amministratori e allenatori di tutte le società partecipanti ai vari tornei. Il tutto si è svolto nel magnifico castello Chiaramonte di Favara, alla presenza del presidente della FIGC Sicilia, avvocato Sandro Morgana, del presidente onorario ingegnere Santino Lopresti e del presidente provinciale AIA, dottor Gero Drago, e tutta la componente FIGC di Agrigento, con in testa il presidente della FIGC locale Angelo Caramanno. Dopo i saluti di benvenuto e da una breve analisi della stagione che andrà a iniziare da parte dei massimi esponenti regionali e locali, i rappresentanti delle società hanno seguito con attenzione le nuove regole arbitrali spiegate in maniera molto dettagliata dal presidente AIA di Agrigento Gero Drago. Ed ora le interviste con il presidente FIGC regionale Sandro Morgana, il presidente onorario Santino Lopresti. Presidente Morgana, come sempre la delegazione agrigentina si distingue, è molto attiva e quest'anno partire con 17 squadre, di cui 3 prestate anche alla delegazione di Caltanissetta, un campionato a 14 squadre, diciamo che è un campionato lungo, ma sarà sicuramente molto avvincente. Un grande successo della delegazione provinciale di Agrigento, un grande successo personale di Angelo Caramanno, che dà anima e corpo a questa delegazione, quindi io credo che di questo ci avvarremo tutti. Abbiamo cercato di equilibrare, di fare un girone a 14 squadre, equilibrando anche con 2 squadre Caltanissetta e con una Palermo, però devo dire che è un risultato generale, complessivo di tutta la Sicilia calcistica, che ci dà la possibilità di poter andare avanti, di poter affrontare i difficili momenti che ci aspettano, determinati dal caro bollette, dalla guerra, come dicevo poco fa, dietro le porte di casa. Quindi abbiamo da affrontare questi momenti con grande ottimismo, con grande serenità e tuttavia con attenzione. Io ho chiesto di incontrare il presidente Schifani proprio per chiedere veramente momenti di sostenibilità per il sistema dilettantistico, proprio per aiutare questi dirigenti che in condizioni di grande difficoltà ancora una volta con la loro presenza danno forza al Comitato regionale Sicilia. Io sono contento di essere qui questa sera ad Agrigento, di aver incontrato i dirigenti società di Agrigento e di aver dato atto a tutti del grande lavoro che è stato fatto. Presidente Lopresti, finalmente si riparte dopo qualche anno dovuta al Covid, non che sia passato, ma comunque c'è un ritorno al calcio e la grande voglia di scendere in campo. Si riparte, ma si riparte bene. Agrigento ha realizzato numeri importantissimi, 17 su 150, siamo quasi oltre il 10% di società regionali di terza categoria. Avere un girone da 11 di squadre di juniores, avere un girone 10 di under 14, bene, sono numeri estremamente importanti quelli che riguardano Agrigento. Questo è importante non tanto per il numero in sé, ma in quanto molte realtà, molti comuni, nasce di nuovo il calcio. Il calcio porta con sé aggregazione, porta stare insieme, porta superamento delle barriere culturali, delle barriere sociali. Il calcio determina un gioco in un luogo, che è un campo sportivo. Il luogo è quel posto dove si intrecciano relazioni, si fanno amicizia, quindi coesione sociale. Questo è estremamente importante, va a merito ad Angelo Caramanno che guida questa delegazione, ma va a merito a Sergio Carrisi, che è un ragazzo estremamente disponibile e garbato, va a merito ad ognuno di voi della delegazione. Quindi io veramente complimenti per quello che il calcio rappresenta.